Allora, cari telespettatori, un'emergenza, una strage continua, stiamo parlando di incidenti in occasione di lavoro o nel svolgere le attività lavorative. Segretario, cominciamo magari con lei che ha rilasciato anche diverse dichiarazioni al proposito. Ci sono dei numeri che sono spaventosi a livello territoriale padovano, a livello anche regionale veneto. Vogliamo dare, cioè, se vuole do io queste cifre perché tanto insomma le denunce complessive di infortunio sul lavoro nel Veneto ammontano a 51.803, totali di 95 decessi in occasione di lavoro, e il Veneto è superato solo dalla Lombardia con 122 vittime. Cioè sono numeri veramente. Padova 9.792 denunce totali di infortunio, quindi ai primi posti, seguita poi cosa c'è Verona, insomma siamo dei numeri veramente spaventosi, denunce di infortunio che poi non è detto che ci siano stati infortuni senza denunce, tra l'altra cosa, no? Sì, assolutamente, può succedere anche questo. Sì, no, i dati sono estremamente preoccupanti. Però la cosa più preoccupante è che questi dati sono così da sempre praticamente. La cosa più preoccupante... Ma i numeri ormai sono disarmanti. I numeri sono disarmanti da troppo tempo. Esatto. E se sono disarmanti da troppo tempo, adesso anche per usare una frase magari un po' forte, no? Cioè noi praticamente in Italia ogni giorno muoiono 3 lavoratori, no, da cosiddette morti bianche, morti sul lavoro. Quindi noi in Italia praticamente tutti i giorni siamo in lutto, cioè questo è disarmante, questo è raccapricciante, qui non ci sono parole come si dice, per spiegare tutto questo. Però se questi numeri non cambiano e sono persistenti da troppi anni, vuol dire che praticamente siamo arrivati a non fare abbastanza. E questo non fare abbastanza, nonostante ci siano tutte le leggi, ci siano tutta la formazione possibile e immaginabile, ci sono tutti gli strumenti, ci sono tutti gli ispettori, ci sono tutti gli organi preposti e competenti che dovrebbero sorvegliare, vigilare. Dopo vediamo se sono sufficienti, perché ovviamente... No, tutto questo non basta. Oggigiorno ci rendiamo conto che bisogna fare qualcosa di diverso. Ecco perché noi dell'UGL stavamo pensando di creare, di sensibilizzare gli organi competenti, cercando di fare in modo che all'interno del mondo della scuola venisse insegnata la sicurezza. Adesso detto così in maniera un po' semplicistica. Quindi come l'educazione civica di una volta, materia di studio. Come l'educazione civica di una volta. Facendo questo è palese che non risolveremo il problema a breve, perché se lo andiamo a insegnare ai nostri figli, che lo apprenderanno in maniera molto più pregnante, molto più significativa, lo metteranno in pratica più avanti, però almeno riusciremo in qualche modo a sensibilizzare i figli e le famiglie stesse. Questa è un po', no? Una cosa che si potrebbe tentare. Segretario, pensando a questa cosa qui, effettivamente non voglio banalizzare, però sensibilizzando i bambini fin da piccoli a fare la raccolta differenziata, a comportarsi in modo civile, a fare certe azioni, poi si creano degli adulti più responsabili. Il bambino stesso pone in allerta su comportamenti scorretti il genitore o il nonno. La stessa cosa potrebbe essere dall'incominciare, attenzione quando sali su una scala, perché poi quando parliamo di incidenti luogo di lavoro, attenzione, c'è tutta la gamma degli incidenti domestici con persone anziane coinvolte, la classica frattura dell'anca, l'invalidità, che questo diventa una tragedia per la persona, per la famiglia, perché non vuol dire soltanto morire, vuol dire anche l'invalidità, e sono veramente dei drammi per tutti. Per cui forse potrebbe essere una soluzione da incominciare dalle piccole cose, piccole cautele che magari un bambino può apprendere fino ad arrivare all'età più in là, perché introdurla all'ultimo anno di scuola, degli istituti tecnici, secondo me non è sufficiente. Bisogna cominciare a piccoli passi fin da bambini ad avere cautele. Mettiti l'elmetto se entri in un cantiere, a questo punto è come mettere la cintura, il bambino l'ha imparato da quando è nato, che ha la cintura infagottato con il suo seggiolone, non si sognerebbe di salire, anzi i bambini non salgono se non c'è il seggiolone. Attenzione, noi siamo una generazione che neanche esisteva questi seggioloni, tutto sommato. Cosa dice? No, è assolutamente corretto. Abbiamo visto
un po' provato, anche perché poi veniamo anche noi da una generazione dove effettivamente non c'era molto, ma c'era molto insegnamento. Cioè, quello che manca adesso è forse un po' troppo superficiale la scuola su queste tematiche, mentre invece queste sono tematiche molto importanti. Cioè, se i bambini capiscono da piccoli e cominciano a ragionare in un modo diverso rispetto alle ultime generazioni, magari nel futuro, non dico da qui a qualche anno, ma magari da qui a qualche decennio, riusciremo forse a sistemare un po' di più questa questione della sicurezza nei posti di lavoro. Ma come diceva lei, giustamente, non solo nei posti di lavoro, perché incidenti domestici ce ne sono tantissimi e non basta creare che so, la polizza infortuni delle casalinghe per dare il risarcimento dopo. Quello che noi vorremmo riuscire a provare a fare è la prevenzione, che è l'unico strumento per cercare di attenuare questi numeri che citava lei prima. E se questa cosa la cominciamo a insegnare da piccoli, da scuola, magari ci mettono anche molto più attenzione, magari vanno nei posti di lavoro dove magari qualche datore di lavoro è poco attento alla tematica della sicurezza, ma se qualcuno ha un po' di capacità di stabilire che certe cose, certi comportamenti sono pericolosi, magari li evita e quindi attenuiamo anche il numero di incidenti sul lavoro, che è la cosa principale. Poi al di là degli organismi degli organi che dovrebbero principalmente vigilare su queste cose qui, che purtroppo sono esigui in numero di addetti, ispettori che escono a controllare le aziende non sono sufficienti. Facciamo alle volte richieste anche di intervento tipo lo SPISAL, che è l'organo principale preposto, e non escono perché non hanno ispettori sufficienti per andare a fare tutte queste verifiche che invece sono assolutamente indispensabili se si vuole prevenire. Cioè, noi abbiamo i nostri RLS, quindi il rappresentante dei lavoratori della sicurezza all'interno delle aziende, soprattutto quelle più grosse, che ci riferiscono a determinati comportamenti o determinate carenze all'interno dell'organizzazione aziendale. La facciamo prevenire spesso e volentieri allo SPISAL o all'INAIL anche, ma non vediamo il risultato che dovremmo vedere, cioè quello di qualcuno che va lì e sistemi le cose in maniera che questi incidenti si possano evitare nel miglior modo possibile. Sì, poi c'è comunque anche quello che ha detto lei è interessante, però c'è anche l'altro aspetto, che in certe organizzazioni di lavoro, anche dove ci si trovano lavoratori più giovani per esempio, non è spontaneo far intervenire terze figure, magari c'è stata un'assunzione che è a tempo determinato, che non dura da molto tempo, cioè non c'è questa forma mentis ancora che vede questa predisposizione. Se invece il ragazzo giovane entrasse anche in un'azienda dove è abituato che ci deve essere un certo tipo di risposta anche da parte del datore di lavoro stesso, avrebbe il coraggio stesso, come dice, non voglio lavorare sabato e la domenica, così dire, ma ci sono i presidi, tutte quelle cautele, no, perché i giovani sono molto più spavaldi nel fare certe richieste, no? Ma bisogna anche insegnargli che si possono fare. Assolutamente. È vero, cioè, la gioventù fa sì che si è molto più, come si dice, un po' più spavaldi, anche un attimino più, se vogliamo, anche... Come dicono, le generazioni di una volta non avrebbero avuto il coraggio di chiedere giornate libere, la retribuzione, eccetera. Quelle di adesso ce l'hanno, se fossero state formate avrebbero anche il coraggio. Se fossero state formate, sensibilizzate fin dai bambini, oggigiorno avremmo delle generazioni molto più attente a quello che sono le problematiche della sicurezza. Assolutamente. Anche perché dai dati a vostra disposizione c'è un altro elemento che desta l'attenzione, è quello relativo al fatto che i lavoratori di età fino a 14 anni hanno... Prima di 14 è difficile lavorare. Infatti dice età fino a 14 anni, quindi vuol dire che da 14 anni in poi ci deve essere un refuso, con 3.331 denunce, rappresentano il 10% del totale dei coetanei a livello nazionale. E quindi ci sono... Sì, abbiamo avuto modo di verificare che la maggior parte degli infortuni avviene praticamente per i lavoratori più giovani. Diciamo, tutti i lavoratori al di sotto dei 25 anni, se vogliamo cogliere come fascia di età, sono quelli che
tendenzialmente si infortunano di più. Infatti. Perché forse anche Perché c'è l'aspetto giovanile li porta a essere un attimino più trasgressivi, diciamo, meno attenti se vogliamo, no? Ma incoscienti in maniera buona, intendo dire, anche nel modo di vivere il quotidiano, insomma, non solo nel mondo del lavoro. Però questo riguarda anche gli stagisti. I tirocinanti. I tirocinanti, noi purtroppo abbiamo avuto in Veneto una bruttissima anche esperienza con i tirocinanti l'anno scorso. I tirocinanti, che è una cosa bellissima, quella di far fare il tirocinio ai ragazzi giovani in azienda, quindi non è una cosa da non fare, ma deve essere normata in maniera diversa. Devono essere più tutelati da tutti i punti di vista. Non solo dal punto di vista assicurativo, perché l'assicurazione non ti salva la vita. Ma quale tipo di tutela stiamo parlando? Perché in fin dei conti entra in una struttura aziendale, hanno appunto le coperture, eccetera, le norme da rispettare sono quelle dell'azienda, gli vengono dati, però il problema secondo me è un altro forse, che vengono fatti fare dei lavori che spetterebbero ai lavoratori facendo mentre in realtà li fanno i tirocinanti. Il lavoratore magari ha 10 anni di esperienza in quell'azienda, lo sa fare con la responsabilità del caso, il tirocinante non ne ha per nulla e potrebbe succedergli qualche incidente irreparabile, come è già successo purtroppo. Cosa può fare a questo punto un giovane quando è messo davanti all'incarico di svolgere un certo ruolo, una certa mansione che può essere rischiosa e senza essere supportato dal lavoratore che magari lo segue come dovrebbe essere? Che tipo di azioni può intraprendere? Rifiutarsi? Cioè, che cosa può fare? Il giovane è difficile che possa fare qualcosa, come diceva giustamente Fabio Beltempo. La cosa deve partire da una organizzazione che stabilisca le regole certe dell'inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro. Quindi non mandati lì soltanto perché vanno fuori dalla scuola per un periodo, 1 mese, 2 mesi, alcuni addirittura 3 mesi, a sostituire lavoratori invece formati. Quindi è la regola basilare che manca. Una volta, quando ero giovane, mi ricordo, c'era quel famoso apprendistato non scritto dove entravi in un'aziendina grande, piccola, e qualcuno ti insegnava il lavoro, cioè prima di farti fare il lavoro ti metteva su un lato e ti diceva: tu osserva, guarda, impara, quando avrai imparato, quando ti senti sicuro di aver imparato qualcosa, allora cominci a lavorare. Questo era il succo di quello che succedeva una volta. Noi dovremmo tornare a qualcosa di simile. Cioè perché invece adesso cosa adesso vengono usati molto spesso anche i contratti di apprendistato professionalizzante in modo anomalo, cioè non hanno il tutor che li segue, vanno non tanto nelle aziende strutturate, nelle grosse aziende, basta vedere che cosa succede nelle zone balneari. Lì la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici giovani che vanno a lavorare lì vengono assunti con contratti di apprendistato professionalizzante e poi fanno 8-10 ore di turno nelle pizzerie, nei bar, nei ristoranti delle zone balneari, con una retribuzione molto più bassa, con nessun tipo di formazione, perché vengono lanciati nel mondo del lavoro, ma nemmeno il tutor che li controlla, quindi è una mascheratura di quello che dovrebbe essere invece l'apprendistato vero e proprio. Viene usato molto spesso per pagare meno i lavoratori e avere comunque il numero di lavoratori necessari per mandare avanti un'azienda. Avete denunce in questo senso, segretario? Ne abbiamo, sì, ne abbiamo parecchie anche, e ultimamente stiamo interessando molto l'ispettorato del lavoro su questa questione. Sto seguendo un caso io proprio in questi giorni di un'attività all'interno della zona balneare di Jesolo con l'ispettorato del lavoro che ha trovato dei lavoratori, con un paio di lavoratori in nero, gli altri con questi contratti famosi. Poi vanno a vedere gli orari fatti, perché poi questi giovani non sono, cioè sono crudi per quanto riguarda la formazione complessiva del mondo del lavoro, ma non sono stupidi.
non sono sprovveduti. Si esatto. segnano tutte le ore che fanno e poi alla fine della stagione vengono nei nostri uffici a dire ma è giusto che con tutte queste ore che ho fatto mi prendo una retribuzione così bassa, cioè mi hanno pagato tutto, controlliamo le cose e vediamo che spesso e volentieri ci sono delle differenze enormi in termini retributivi. Poi queste cose le segnaliamo giustamente agli organismi competenti, tipo l'ispettorato del lavoro, che va lì e insomma, in qualche modo fa le loro verifiche e sanziona anche certe aziende che devono smettere di comportarsi in questo modo. Il mondo del lavoro è fatto per inserire i giovani, per giustamente insegnare loro un lavoro, ma anche retribuirli nella maniera corretta e non sfruttarli soltanto perché sono ragazzini di 18, 19 anni, 17 che entrano nel mondo del lavoro per pagarsi magari gli studi o qualche vacanza in più, insomma. Quindi il discorso, quando capitano queste situazioni di sfruttamento, tra virgolette, possiamo dire, di queste attività lavorative, e quindi non c'è l'idonea formazione, non vengono rispettate delle regole, quello che può fare il lavoratore è andare al sindacato a denunciare. Però servono elementi di prova, perché si sono annotati le ore, cioè bisogna avere elementi probatori perché è sufficiente. Sì, noi consigliamo sempre a chi si avvicina a noi di avere il più possibile elementi probatori, tipo, ma anche una semplice agendina dove uno si segna giornalmente gli orari fatti. Abbiamo visto che spesso e volentieri quando andiamo in vertenza poi i giudici stabiliscono che questa è comunque una prova, non sarà prova al 100%, ma anche fosse al 70, all'80% viene ritenuta valida, perché nessuno si mette lì a farlo per propria comodità. Di solito lo fanno scrivendosi giornalmente perché hanno anche un po' adesso hanno capito la realtà che è quella di controllarsi rispetto alle ore che fanno quanti soldini prendono poi in busta paga, quindi vanno lì a fare differenze, poi si parlano tra di loro, tra giovani, e magari qualcuno che ha avuto qualche esperienza precedente dà questi consigli. Diventa un passaparola. Cosa succede se capita un incidente in questi casi, non diciamo incidente mortale, ma incidenti di vario genere? Parliamo dopo la pubblicità, restate con noi.